Ben ritrovati, nuovo appuntamento con All In Sport, subito a scoprire chi sono gli ospiti di questa puntata. L'ospite padrone di casa è Andrea Colognese, ma non voglio parlare subito con te, Andrea, perché cosa abbiamo fatto nel fuori onda? Con Christian abbiamo detto male e peggio che non si può dei normodotati e delle persone con disabilità. Perché l'abbiamo fatto? Perché Christian, tu sei stato e sei l'uno e l'altro, no? Sì. Ci racconti un po' la tua esperienza? Io fino a 4 anni fa ero in piedi, ero normodotato. Dopo una caduta in moto mi ha reso tetraplegico, dunque adesso sono dall'altra parte, dalla parte del disabile. E tante volte il disabile viene visto come il poverino della situazione. I poverini sono altre categorie di persone, secondo me. Chi non capisce, quello è poverino, nel senso che gli manca qualcosa. Perché gli manca il paragone. Io dico così adesso, prima non l'avrei mai detto magari. Adesso, essendo passato dalla parte di là, so com'è sia da una parte che dall'altra e dico, cavolo, sì, non c'è sta gran differenza alla fine. Io però so una cosa, so che tu ti diverti un casino a fare questo sport con i mastini cangrandi, il wheelchair rugby, che è uno sport assolutamente esilarante nel senso proprio dell'emozione, dell'adrenalina, lo scontro fisico, vi cappottate con queste carrozzine perché siete dei cancheri e tu che giochi in difesa sei uno che sicuramente placchi duro, no? Sì, sì. Io nel percorso di riabilitazione l'ospedale faceva provare i vari sport. Ho provato un po' di tutto, però mancava la parte, io dico la parte maschia. Con rugby ho trovato la parte maschia, sono riuscito ad andare a provarlo, mi è piaciuto da subito. Sono andato prima a vederlo una volta, la Coppa Italia che si era svolta a Valeggio, e dopo ho cominciato a volermi cimentare, provare, vedere come reagivo io, perché comunque il corpo ha bisogno di molto allenamento perché è pesante come gioco. Una carrozzina pesa, noi sopra pesiamo e non sei mai fermo sulla carrozzina, dunque continui a muoverti, placaggi e ripartire, placcaggio e ripartenza, è sempre tutto in movimento. È pesante, però è liberatorio, ti fa sentire vivo, secondo me. Andrea, insomma, intanto grazie per essere compagno di squadra con Avelia di All In Sport. È un percorso che è partito da lontano, diciamo, come idea, è partito quest'anno come realizzazione, insomma ci guardiamo un po' a queste Paralimpiadi di Milano Cortina. Assolutamente, no? E sarebbe un nostro sogno, come dicevamo prima anche con Alberto, e il 2026 potrebbe essere il nostro obiettivo. Ma siamo partiti da distante, da molto lontano, come dicevi prima, perché Avelia si occupa di telecomunicazioni e tecnologia da sempre, ma solo dal 2018 esiste una business unit che si chiama Avelia HD e che fa produzioni video di vario tipo. E il nostro obiettivo da subito è stato raccontare lo sport che nessuno fa vedere, per una serie di motivi.
raccontare lo sport, raccontare, come stiamo facendo, le storie che stanno dietro a tutti gli sport, inclusivi e non, che fanno parte del nostro portafoglio, sostanzialmente delle società che, tra virgolette, ci chiamano, ma anche che aiutiamo, perché far vedere uno sport è sì la parte, diciamo, ludica, sportiva, l'agonismo, ma è anche dare visibilità a chi non ce l'ha di solito. Questo è un po' la nostra mission, fondamentalmente. E abbiamo sempre detto, fin dall'inizio, dicevamo anche prima con Christian, no? Cioè l'importanza di far vedere bene, con una buona produzione, con immagini di qualità, uno sport, perché altrimenti se io ho la diretta Facebook con la telecamera del parcheggio, vedo gli omini grandi così, qualsiasi cosa sia, il messaggio che do è un messaggio sbagliato. È meglio piuttosto raccontare una storia, andare dentro a una storia, piuttosto che far vedere una partita male, con gli spalti vuoti, l'erba bruciata. In questo caso magari, non so, vi parlate dopo. Sicuramente. Perché, Christian, torniamo alla spettacolarità, no, di questo sport. Mi prendo 30 secondi per dirvi questo. In Inghilterra quest'anno ci sarà il mondiale di rugby a 13 e la BBC farà una copertura totale, completa di 3 mondiali che si giocano in contemporanea, quello maschile, quello femminile e il Wheelchair Rugby League, che poi è abbastanza simile comunque al Wheelchair Rugby, e questo secondo me è una cosa epocale e lo fanno con produzione BBC in chiaro. Ci arriveremo un giorno, magari con Avelia. Si spera, perché purtroppo, io dico purtroppo, in Italia si punta tutto sul calcio, sulle Formula 1, sulle moto, però gli altri sport vengono poco messi in risalto e soprattutto quelli per i disabili sarebbe una buona cosa anche per formare i bambini, i ragazzini che crescono, che quando vai in giro non ti guardano come fossi un extraterrestre, ma che ti vedono come una persona normale che fa le cose in un altro modo. Perché alla fine noi facciamo le stesse identiche cose che fanno i normodotati, però le facciamo in maniera differente. Ci torniamo, adesso invece è il momento del primo servizio di questa puntata, vediamo dove ci porta Alberto Crestani. Un sole quasi primaverile, anche se siamo ormai verso fine dell'anno, e siamo con Federico Rossi. Raccontiamo un po' la tua storia. All'età di 14 anni, in seguito ad un'infezione virale, conseguentemente ad una febbre, ho iniziato via via a perdere nel giro di alcuni mesi l'utilizzo del mio corpo. Le mie forze andavano sempre più a venire a mancare. Poi, grazie ad un importante lavoro di riabilitazione e di appunto affiancamento a livello terapeutico con i fisioterapisti, siamo riusciti a recuperare quella che è la mia forza motoria oggi degli arti superiori e del tronco, insomma, che mi permette di essere quanto più autonomo. È stata sicuramente una sfida importante, ma tu mi dicevi mentalmente eri già predisposto alle sfide importanti anche prima di quello che ti è accaduto. Sì, diciamo che da sempre ho avuto un grandissimo stimolo da parte della mia famiglia. Nel mese di settembre 2008, alcuni mesi prima di sedermi, avevo appunto avuto l'opportunità di partecipare alla maratona alpina, una maratona molto importante che percorre le nostre montagne del gruppo del Carega, del Pasubio, e 42-43 km, e speravo insomma potesse essere la prima di tante, invece è stata la prima e l'ultima, ecco. Però mai avrei pensato che anche quella potesse essere un segno importante per me, per poter far affidamento a queste importanti esperienze, per poter riprendermi al meglio dopo questa svolta che poi il mio fisico ha chiesto, diciamo, un importante adattamento, ecco. E la montagna è però un punto fermo nella tua vita, perché insomma, se io ti dico Stelvio, tu cosa mi dici? Se dico Stelvio penso a
a un grande lavoro, un grande impegno, una grande determinazione e costanza che mi ha richiesto circa 2 anni di importante lavoro e che mi ha permesso però il giorno 24 settembre di raggiungere per la prima volta al mondo come primo atleta in sedia a rotelle cima Coppi il passo dello Stelvio a 2758 metri di quota. Che cosa ti lascia questa esperienza? Ma mi lascia senz'altro la grande sicurezza che potrò sempre veramente contare sulla mia forza di volontà. Sì. Nuovi obiettivi? Nuovi obiettivi ci sto lavorando perché Alberto io non credevo, ma effettivamente lo Stelvio è stato un importante mattone e quindi adesso cercare anche nel web non è così facile trovare dei passi, delle salite dove raggiungibili ovviamente tramite percorso asfaltato per poter spingere la mia carrozzina, ma che mi possono permettere di lavorare oltre 10 ore di spinta. Vorrei superare le 10 ore di lavoro. Allora, tu mi hai detto grandi stimoli, grande motivazione, però una cosa che mi hai detto prima è che il porsi un obiettivo non vuol dire che difficile è che arrivare là ci provo, ma è dire io non ho mai fatto una cosa del genere, vediamo come posso affrontarla. Questo è un grande segnale. Vorrei veramente passasse questa grande comunicazione alle persone di voler mettersi in gioco, di usufruire al massimo del proprio tempo. Non siamo qui per sempre e sento veramente molto forte questa mia missione di voler far capire alle persone quanto veramente la vita sia un dono preziosissimo al quale sta a noi e solo a noi poter trarne i migliori, diciamo, le migliori soddisfazioni. Se dovessi scegliere una canzone che ti faccia da colonna sonora in queste tue imprese, in questi tuoi obiettivi? Appunto da quando ho iniziato la mia situazione in sedia che ho iniziato a appassionarmi della musica country e senz'altro un brano che risuona nella mente di tutti, insomma è molto storico, è il brano di John Denver, Take Me Home Country Road. Portami a casa, strada di campagna. 14 anni fa sono stato allontanato dalla montagna per causa di forza maggiore, ma poi con la propria determinazione, con la propria forza di volontà, il percepire che ci si sta riavvicinando a quella che io posso chiamare casa, che da sempre è stata la montagna, senz'altro è un brano che lo sento molto, molto mio. Take Me Home Country Road. Take me home, country roads. Cos'è che cerchi, Andrea, quando vai sul campo, che vuoi raccontare qualcosa di nuovo? Allora, diciamo che la nostra esperienza sul fatto di raccontare qualcosa di nuovo e riagganciandomi al fatto non è tutta colpa del calcio, è anche colpa del fatto che certe cose non vengono fatte con la qualità e con l'attenzione con cui dovrebbero essere fatte. Noi abbiamo un'esperienza diretta nel mondo delle bocce che viene conosciuto o visto in parte per ciò che non è, cioè uno sport, in realtà è uno sport a tutti gli effetti. Abbiamo avuto il piacere di conoscere anche il presidente federale con cui abbiamo un bel rapporto, che viene dal CIP e che su tutto il mondo paralimpico lui ha sostanzialmente una forte ascesa e una forte volontà di far vedere che il suo sport, appunto le bocce, ha anche questo tipo di declinazione, con l'obiettivo 2026 anche lui di portare le bocce dove meritano. E siamo riusciti ad avere un discreto successo in tutto questo ambito, in tutto questo mondo, perché abbiamo iniziato a raccontare le bocce non come veniva fatto prima, cioè con il cellulare, che può essere uno strumento fantastico per fare qualcosa di amatoriale, ma per raccontare uno sport di sicuro non è lo strumento esatto. Avelia è riuscita con un po' di ingegno a mettere in piedi una produzione che sia, diciamo, economicamente sostenibile per la federazione e per le società che decidono di accedere e a far godere a tutti lo spettacolo delle bocce, che comunque è uno sport di precisione, c'è del tiro, c'è della corsa, è uno sport completo e quindi secondo me non è solo colpa dello sport in sé, che può essere televisivo o meno, ma chiaramente dipende anche da come viene prodotto. Solito discorso, quindi il vittimismo non porta da nessuna parte, ci vuole assunzione di responsabilità, aver voglia di fare le cose, capire anche che questo mezzo straordinario che è la televisione, ma in realtà adesso è lo streaming in generale,
non solo è una risorsa, ma attenzione, soprattutto può essere molto controproducente se si fanno le cose fatte male, perché si guarda la prima volta, si vede una cosa fatta male e lo spettatore non torna più. Passa oltre. Va oltre, e per recuperarlo bisogna poi andare a trovarlo a casa, ma noi non lo sappiamo, non sappiamo che risorse magari abbiamo perso, perché Christian, dicevi prima, le persone che noi possiamo coinvolgere magari con degli open day per far vedere l'attività, per far provare l'attività, non sono solo i disabili che vengono a giocare, ma sono tutta una serie di persone che possono aderire allo spirito della squadra, allo spirito dello sport, e che sono poi fondamentali per lo sviluppo e per la vita della squadra stessa. Nel nostro caso lo staff, quello che noi chiamiamo staff, sono le persone che ci danno una mano quando c'è da spostarsi dalla carrozzina a passeggio a quella da gioco, o viceversa. Quando ci si ribalta, un normodotato si sgancia, si alza in piedi e si alza la carrozzina. Noi abbiamo bisogno di 2 persone che ti girano nella maniera corretta, dunque anche lì va fatta una certa di istruzione per fare le cose fatte come si deve, se no si rischia veramente di creare un danno a chi ha già un problema. Allora, io vi faccio vedere anche questa piccola brochure che ci ha portato Christian. Qui dietro poi insomma magari avremo modo di farveli avere dal sito o dalla pagina Facebook, ci sono anche tutti i riferimenti, quindi con la pagina Facebook, il vostro sito, l'account Instagram. Fatalità, ho aperto la pagina aspetti economici e organizzativi, questo è importante perché ci seguono anche dei potenziali sponsor, no? Queste carrozzine, dicevi, costano a partire dai 4.500 euro, diciamo quelle più basilari. E poi più si vuole una roba fatta bene, più vai su con le cifre. Ci sono carrozzine che arrivano a 10-12.000 euro. Adesso nel nostro caso magari non da avere quegli importi lì, però avere qualche aiuto, che poi noi non puntiamo ai 5.000 euro, però anche trovare... Beh, ma non mettiamo limiti a provvidenza. No, più ne arrivano meglio è, anche perché più carrozzine ci sono, più possibilità ha la gente di venire a provare, perché giustamente se io mi regolo la carrozzina per me, perché dopo ognuno deve trovare la sua regolazione, e non è una cosa che fai subito, soprattutto quando sei fresco dell'inizio di questo sport. Ci va più tempo a trovare la regolazione giusta, perché se sei seduto male, lavori male, ti vengono fuori dolori impossibili. Vabbè, insomma, avete capito il messaggio, sappiate che se volete contribuire sarete poi sempre invitati al terzo tempo dei Mastini Cangrandi. Certo. Per noi è il momento del secondo servizio, scusate, di questo appuntamento, di questa puntata. Andiamo a vedere dove ci porta Alberto Cristani. Siamo al centro Liga Monti di Brescia, quest'oggi trasferta fuori dal Veneto, fuori da Verona, ma il progetto vale sicuramente la pena di essere assolutamente presentato. All in Sport è attento a queste realtà e siamo qui con Matteo Xilla, responsabile della Ferrari Pissalò, ma oggi non parliamo di Lega Pro, parliamo sempre di un altro progetto legato al mondo del calcio che vede però protagonisti dei ragazzi speciali. Sì, ciao Alberto, ciao a tutti. Sì, siamo qui, Centro Sportivo Liga Monti a Brescia, dove si allena anche il nostro settore giovanile, all'interno del quale, del mondo del settore giovanile, c'è anche il nostro team Senza di me che gioco è, che è la squadra, la prima scuola calcio italiana, nata nel 2015, dedicata a ragazzi con disabilità cognitiva. L'obiettivo finale è il benessere emozionale dei ragazzi e loro si allenano qui e riprendono proprio ad allenarsi. Benessere emozionale che penso sia anche un benessere per voi che lo seguite da vicino. Si impara tanto da questi ragazzi, si vive una realtà molto diversa di inclusione in uno sport che piace a tutti, piace a tanti, tramite il quale i ragazzi apprendono anche la motricità e quindi maggior sicurezza per sé, creano gruppo, creano inclusione anche con le famiglie e i ragazzi poi ovviamente diventano, come dire, il fiero all'occhiello di questa società, perché poi loro vivono appieno e trasmettono i veri valori che lo sport può e deve emanare. Da quant'è che è attivo questo progetto e chi vi segue direttamente questi ragazzi? Allora, è attivo dal 2015, quindi come dicevo la prima in Italia, insieme alla Reggiana, ma noi un po' prima.
Noi siamo affiliati, diciamo, a questa cooperativa Il Gabbiano, che ha deciso quindi completamente in maniera gratuita di offrire alle famiglie e ai ragazzi le strutture del centro sportivo Rigamonti, che ringraziamo ovviamente perché sono stati sensibilissimi. E poi abbiamo appunto gli educatori, c'è un responsabile che è il direttore generale del settore giovanile di Feralpi Salò, che è Pietro Lodi, che segue in prima persona tutte le attività, vestiamo i ragazzi, partecipano al campionato, quello che si chiamava di quarta categoria, che poi è entrato nel mondo FIGC come Dipartimento Calcio Paralimpico Sperimentale, e noi siamo stati i promotori, perché poi tutte le squadre anche di Serie A che hanno deciso di seguire il filone verde-blu, quindi dedicandosi ai ragazzi con disabilità, nasce tutto da qui, da Salò, da Feralpi Salò, e poi ovviamente dal centro sportivo Rigamonti. I ragazzi adesso sono 35, alcuni dei quali sono arrivati a noi per il passaparola delle famiglie, quindi insomma si è sparsa la voce che qui si sta bene e soprattutto si vive un calcio che ha molto del calcio nell'aspetto più divertente, ma che ha molto dell'inclusione valoriale, che è un po' la logica di Feralpi Salò, quindi quella restituzione al territorio di quanto il territorio dà al club. Fabio, il tuo ruolo non è solo quello di mettere in campo la squadra, ma è un ruolo molto più importante. Diciamo che io ho il ruolo educativo e progettuale, nel senso che abbiamo iniziato come progetto, e chiaramente il risultato sportivo ha una certa importanza, ma è l'importanza, direi, complessivamente marginale, nel senso che la cosa più importante che la Feralpi Salò ha studiato è stata quella di creare una squadra inclusiva. Cosa vuol dire? Che noi andiamo a colpire quelli che sono tutti gli aspetti positivi del progetto di vita dei ragazzi. Quindi l'aspetto sportivo è importante, il stare insieme è importante, ma c'è l'aspetto dell'inclusione, e poi, come chiaramente avete sentito anche prima Bayram, anche stare insieme, mangiare qualcosa assieme, crearsi dei legami di amicizia. Tutto è un progetto educativo, sportivo, quindi va di pari passo. Quindi la grandezza di questo progetto è stata il fatto che siamo riusciti ad unire l'educativo con lo sportivo e il competitivo. Non è semplice. Le maggiori difficoltà sono l'accettazione del risultato, per esempio. Spesso o alcune volte succede di essere sconfitti, però anche con questo siamo riusciti a, come si può dire, a creare un clima di festa anche nella sconfitta. Sembra incredibile, ma alla fine, dopo 2, 3, 4, 5 minuti, loro sul pullman onestamente hanno già dimenticato quella che è la sconfitta, che alcune volte magari può anche essere, tra virgolette, corposa, e poi stanno assieme e quindi parlano di tutt'altro che della partita. Allora, dal punto di vista mio, essendo un educatore, ho chiaramente sempre indirizzato sul discorso educativo, e quindi per me l'importanza è lo stesso progetto. Per me la vera sconfitta, come ne parlavo a Coverciano quando siamo andati a fare docenza, io e l'altro allenatore, non è perdere, è il non più partecipare. Siamo così arrivati al termine di questa puntata. Non posso salutare i miei ospiti perché si stanno accordando tra di loro per le riprese, giusto? Esatto. Vabbè, vi ho fregato ormai tutti e due, siete costretti. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Naturalmente ci ritroviamo sempre qui con All In Sport. Vi aspetto.